Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Apriamo con il primo storico derby di A2 di basket tra UEB Gesteco Cividale e APU All Wild West Udine, vinto dai Ducali 67-66. Grande emozione per i 2500 della Pala Gesteco che al fischio finale non si sono trattenuti nei festeggiamenti in campo e fuori. Sentiamo le voci dei protagonisti di ieri sera. Coach, che partita è stata questa? E poi arriviamo al risultato, ma prima mi interessa il suo punto di vista tattico su questa partita. Tattica, due squadre che si conoscono benissimo, abbiamo giocato a viso aperto, non ci sono stati tatticismi particolari, abbiamo cercato di mettere grande attenzione sulle loro guardie, non sempre ci siamo riusciti, abbiamo giocato sulle nostre regole, sul nostro pallacanestro, non abbiamo inventato niente, perché questa è una squadra che vuole crescere giocando secondo le sue cose. E l'abbiamo fatto bene, siamo stati aggrappati alla partita, poi negli episodi in fondo si è girato bene, però la cosa da sottolineare è il carattere di questi ragazzi. Ho già avuto modo di dire, Miani che lascia un rimbalzo d'attacco che può essere sanguinoso, con cui Udine ritorna dentro completamente e poi lo va a prendere dall'altra parte e fa 2 su 2 liberi. La capacità di reagire alle difficoltà di questa squadra è enorme e è un valore che dobbiamo mantenere e migliorare. È stata quindi la vittoria del gruppo? Come tutto. Non credo che ci sia mai un singolo che per noi è sopra le righe, anche chi è meno appariscente dà un grande apporto. Allora, ci aspettavamo una bella partita, secondo me è stata una bellissima partita, palesemente preparata da tutte e due le squadre e in quanto tale decisa da un rimbalzo d'attacco, o meglio dire da un rimbalzo difensivo spizzato che non abbiamo preso e da una palla persa dal palleggio non aggredito dal giocatore che è stato forse il più performante di tutta la serata. Faccio i complimenti a Cividale che ha vinto una grande battaglia, però le guerre sono ancora distanti. E ricordo una cosa, noi abbiamo passato 2 anni vincendo sempre. Questa è la prima volta nell'arco della mia permanenza qui a Udine in cui non siamo completamente contenti e io sono il primo a non esserlo. Attraverso il modo in cui passeremo da questo momento di delusione si deciderà il futuro della nostra squadra, che io credo sarà molto positivo, perché oggi ho visto degli uomini combattere e non dei bambini piangere. Allora, innanzitutto come stai? Ti abbiamo visto uscire acciaccato? Sì, non lo so, di la verità non lo so. Mi fa male, ho fatica a camminare, ma ci pensiamo da domani, stasera si festeggia. Ecco, stasera si festeggia una partita incredibile. Sì, incredibile. Come sempre, i nostri ingredienti sono sempre i soliti. Umiltà, diamo tutto, non ce ne frega che abbiamo davanti, prima o l'ultima. Noi ci proviamo sempre e poi vediamo come va a finire. Che partita è stata la vostra? Tanta difesa, però bellissime ripartenze. Sì, tanta difesa, loro è una squadra più fisica, più grossa di noi. E la cosa che c'è sempre stata è stata la nostra difesa. In attacco abbiamo fatto un po' più di fatica, soprattutto a muovere la palla, ma quando riuscivamo a fare le nostre cose trovavamo il canestro. Il Pilla vi martella sulla difesa, eh? Il Pilla è un maestro, veramente. Non sono tipo che lo dice alle telecamere, eccetera, ma a noi bisogna solo seguire lui, basta. Lo possiamo dire, poi magari tu mi smentirai. Aristide Moa ha stoppato l'Apu. No. Cividale ha stoppato l'Apu. Okay. Cividale ha stoppato l'Apu. È stata una partita bellissima, bella atmosfera come non si vedeva da tantissimi anni in Friuli, credo. Contraddiscimi se mi sbaglio. No, non ti sbaglio. E noi siamo stati bravi ovviamente a rimanere in partita, perché in confronto a Udine veramente noi siamo una squadra meno attrezzata, voglio dire. Però è una squadra che ha voglia di vincere, ha voglia, tanta grinta e gioca insieme. Ed è quello che abbiamo fatto stasera. Siamo stati bravi a non farli scappare col punteggio quando abbiamo avuto il momento di difficoltà e nel finale siamo stati bravi a dare lo zampino che ci ha fatto portare 2 punti a casa. Eugenio, punteggi così non si dimenticano facilmente. No, è storia questa. La dedichiamo a tutti i nostri tifosi perché è stata incredibile, cioè, eravamo tantissimi, un sogno di un paesino contro un capoluogo
è un sogno, è stato questo. C'è stato un momento in cui tu hai segnato 2 punti, ti sei girato, hai alzato la curva che subito ti ha risposto. Io vivo di questo e i tifosi mi trasmettono una gioia incredibile e io a mia volta cerco di trasmettergliela, per cui per me questo è il basket. Ecco. Adesso da capitano, questa è una vittoria del gruppo. Assolutamente, come è stata quella di Rimini sotto di 12 a 7 minuti dalla fine, solo un grandissimo gruppo può fare delle vittorie del genere e quindi tutti i protagonisti con una roba diversa e alla fine succede questa cosa qua. Sono Cividale in cui qualcosina l'ho fatto anch'io, quindi è una squadra per me importante, la mia città, però poi si gioca. Noi non ci sentiamo rivali di nessuno, noi ci sentiamo solo rivali di noi stessi, proviamo sempre a alzare il nostro livello, il nostro massimo, per regalare soddisfazione a questo pubblico incredibile, a questo progetto in cui tutte le cose sono molto semplici. C'è un presidente che fa presidente e cerca di non fare danni, e recupera le risorse per pagare i giocatori. C'è un allenatore che fa l'allenatore, uno staff che fa lo staff e i giocatori che mettono un cuore incredibile e che stasera credo abbiano meritato di questa vittoria. Al di là di tutto io sono contento per loro, se lo meritano, sono un gruppo bellissimo. E per i 2500 che c'erano qui oggi? Solo? Sì, no, certo, e la partita rimarrà nella mente di tutti, è stato meraviglioso, ma già giocarsela pari con loro, sai, la Supercoppa Santa Carnera avevamo perso abbastanza lentamente, è la Supercoppa, lo sport insegna che bisogna sempre guardare avanti. Noi in silenzio abbiamo guardato avanti e adesso abbiamo vinto 7 partite, perché per me la cosa più importante è che abbiamo 14 punti in classifica e io guardo sempre dietro, perché stasera si fa festa in una cornice da sogno. Se io faccio basket da 50 anni, io ho dato il spazio ai ragazzi, io vivo per serate del genere e quindi così è, ma domani pensiamo a San Severo. Luci, 2 anni e mezzo fa, quando sei imbarcato in questo progetto, pensava che sarebbe arrivato un giorno così? Sapevo che era un bel progetto, ma forse no, non immaginavo tutto questo. Questo pubblico fantastico che veramente fa parte ormai della squadra, è integrato con la squadra, è una cosa eccezionale, sia nei modi, nel fair play, che anche nell'entusiasmo che lascia, no? Vedete come sono qui tutti felici di questa occasione di incontro. Comunque il tifo è stato un tifo corretto e questa è la più bella cosa, perché il fair play è importante, in quanto qui ci sono tanti giovani, tanti bambini e quindi è bello essere da esempio a loro e basta vedere poi cosa succede dopo le partite, quindi siamo contenti per tutto quello che sta accadendo attorno a questo progetto. Adami, questo prima di tutto è stato uno spot del basket in provincia di Udine e del Friuli Venezia Giulia? Ma assolutamente sì, in valore assoluto, palazzetto pieno, grande entusiasmo, la partita è stata tirata, non esiste il pareggio, lo dico da presidente in questo sport, da presidente regionale, quindi alla fine una ha vinto e una ha perso. È stata una bellissima partita, questa è una serata senz'altro da ricordare per la pallacanestro provinciale e della regione, in assoluto. Studenti neolaureati o un passo dalla laurea dell'Università di Udine hanno potuto confrontarsi con 6 aziende in cerca di candidati da inserire nei loro organici. Tutto questo nell'ultimo appuntamento del 2022 dei mercoledì del placement a Palazzo di Toppo Wasserman. I mercoledì del placement con l'Università di Udine sono arrivati un po' alla fine di questo 2022, ne parliamo con Marco Sartor che è delegato dal Rettore per il job placement e i rapporti con le imprese. Allora, insomma, tiriamo un po' le somme di questo 2022, l'incontro tra domanda e offerta sul mondo del lavoro. Allora, noi siamo molto soddisfatti, anche oggi abbiamo 4 aziende più un'agenzia per il lavoro che presentano le loro opportunità e quindi è il 7° evento di placement che organizziamo quest'anno e quindi siamo soddisfatti di tutte queste opportunità che offriamo ai nostri ragazzi.
Ecco, quanti ragazzi insomma sono stati coinvolti e quante aziende nel corso di quest'anno? Allora, i ragazzi sono migliaia e le aziende sono circa 60 e quindi un risultato importante. Se a questi aggiungiamo poi 20 aziende che hanno partecipato al Job Breakfast e 80 alla Fiera del Lavoro organizzata da ALIG, abbiamo una rosa di realtà importanti provenienti anche dall'estero che hanno partecipato a questi eventi. Ecco, ragazzi che si sono laureati, si stanno laureando in campi molto molto diversi, ma possiamo dire che c'è lavoro per tutti volendo, no? Allora, in questo momento l'Ateneo ha 10 corsi di studio con tasso di disoccupazione pari a 0, cioè con il 100% dei laureati occupati, e questo è non solo in discipline STEM, quindi ingegneria, informatica, ma anche in alcune discipline più umanistiche, e quindi ecco, con questo tasso di occupazione noi siamo estremamente soddisfatti. A fare da collante tra l'università e il mondo del lavoro c'è Adecco, che si occupa naturalmente della ricerca del personale. Siamo con Barbara Del Do, che è People Advisor proprio per Adecco per la regione Friuli Venezia Giulia. Insomma, com'è stata questa esperienza che si conclude in questo 2022? Insomma, che tipo di richieste avete avuto e che tipo anche di offerte avete potuto dare attraverso questi ragazzi? Sì, allora diciamo che effettivamente siamo all'ultima edizione del 2022, l'abbiamo ripresa in presenza dopo diverse edizioni fatte da remoto, per cui c'è assolutamente partecipazione da parte dei ragazzi, curiosità sicuramente e necessità un po' di anche essere orientati in un mercato del lavoro che si è completamente stravolto. A questo ovviamente si aggiungono le opportunità reali che possiamo generare, insomma, anche grazie alla partnership che abbiamo con l'Università di Udine e alle aziende che partecipano in modo abbastanza costante, per cui diventa importante veramente riuscire poi con concretezza a dare l'opportunità di lavoro rispetto a quello che in questo momento i ragazzi stanno cercando. Figure ovviamente più legate al mondo scientifico rimangono sempre molto, molto di interesse, in area economica anche sociale, per cui credo che veramente oggi il mercato sta riprendendo, nonostante comunque le difficoltà che stiamo comunque vivendo, l'incertezza in qualche modo, però il fatto che siamo qui ancora è per comunque continuare a dare opportunità concrete alle persone sul nostro territorio e a far crescere le aziende con le persone giuste, insomma. Giulia Casella per Benetton Group, presente in questa occasione. Insomma, la domanda e l'offerta si incrociano e voi come azienda, diciamo, sfruttate anche questa occasione per cercare che tipo di figure? Allora, noi siamo qui innanzitutto per rivolgerci proprio al target che stiamo cercando in questo momento, quindi giovani studenti neolaureati e laureandi da vari percorsi di laurea, vari background, da economia, ingegneria, comunicazione e lingue, proprio perché abbiamo un'ampia serie di opportunità di internship all'interno della nostra azienda e in varie aree, dal design al commerciale alle operation. Quindi siamo qui oggi proprio per incontrare e chiacchierare con questi ragazzi, conoscerli meglio e capire in base ai loro profili dove poterli collocare all'interno della nostra organizzazione. Questa insomma è un'occasione per confrontarsi con le aziende, per parlare anche insomma con i propri coetanei, insomma qual è il suo percorso di laurea e quali sono le aspettative. Allora, io mi sono laureata in lettere, adesso sto proseguendo la magistrale sempre qui a Udine in Digital Storytelling, a Scienze del Patrimonio Audiovisivo e dell'Educazione ai Media, e spero di lavorare nell'ambito della comunicazione, in particolare del marketing e del social media marketing. Il mio obiettivo qui oggi più che altro è trovare un tirocinio per mettere a frutto e mettere in pratica le esperienze che ho acquisito in questi anni e anche per confrontarmi con la realtà lavorativa attuale. Piccola pausa per la pubblicità, ci rivediamo tra poco. Bentornati a Da Voi la Linea. Si è aperta, anche se sottotono per l'assenza di neve, la stagione sciistica del Friuli Venezia Giulia. Si scia però solo a Sela Nevea, dove oggi si sono accesi gli impianti di risalita. Siamo andati a vedere la situazione. Com'è andata oggi? Bene, molto bene. Ha trovato le condizioni ottimali per cominciare? Il sole, hanno sparato, c'è neve, tutto bene. Credo che sia una bella stagione di sci. Starete qua solo oggi o più giorni? Solo oggi.
Quindi una toccata e fuga anche per assaporare un po' l'aria invernale e far conoscere ai bambini delle nuove attività. Certo, sì. Da dove arrivate? Da Udine. Da Udine, quindi siete stati anche abbastanza poco. Siete degli sciatori provetti oppure siete alle prime armi? Solo i genitori, i bambini hanno iniziato l'altro anno, però verremo sempre qua. Ormai siete affezionati. Sì, sì, qua c'è sempre neve. Iniziata allora ufficialmente la stagione invernale sciistica, quanta attesa c'è, come vi siete preparati? Adesso siamo entusiasti di iniziare la stagione, diciamo che è prima volta che vengo qui a Sella Nevea e vediamo come va. Il primo giorno... Rimarrete qua qualche giorno oppure toccata e fuga? Ma stiamo 2 giorni. Sì, adesso vediamo su. Avete trovato dei prezzi convenienti oppure avete riscontrato dei rincari? Ma siamo venuti proprio perché c'è un'offerta come prima giornata conveniente e allora approfittiamo. Con chi è venuta, signora, qua? Con mio figlio. Quindi un'occasione per passare un po' assieme al Ponte dell'Immacolata. Senz'altro, sì, è un'età comunque 15 anni ed è bello riuscire ancora a condividere quell'esperienza di stare assieme. Da dove arriva? Da Trieste. Quindi ovviamente è quasi un tiro di schioppo, un paio d'ore per arrivare qua. La strada è stata un po' trafficata oppure è andata via abbastanza scorrevole? No, traffico tranquillo, la strada ottima, anche pulita, tutto bene. Siete sciatori abbastanza provetti oppure vi state ancora un po' così cimentando nella pratica? Io scio da tanto e mio figlio ha iniziato da poco, insomma, vediamo. Buona sciata allora. Grazie mille, buona giornata, arrivederci. Signora, non vedeva l'ora che... Non vedevamo l'ora, è tutto l'anno che aspettiamo che inizi la stagione sciistica e quindi finalmente adesso proveremo di nuovo il brivido di essere sulle piste di sci. Che presupposti ci sono per quest'anno? Fa freddo, c'è la neve e appena... Noi del freddo non abbiamo paura, basta che ci sia la neve e il tempo permettendo, appunto. Siete preparati un po' in palestra? Avete fatto una preparazione particolare per sciare o così vi gettate all'arembaggio? Io personalmente sono sempre in movimento, sì, mi sono iscritta in palestra un mese fa, però non apposta per lo sci, nel senso, cioè per lo sci basta iniziare qualche giorno prima, fare anche un po' di squat, qualche camminata in più, poi c'è chi fa magari una preparazione un po' più avanzata. Esatto. Mi hanno insegnato i miei genitori da quando avevo 3 anni. Sì? Sì, più o meno. Adesso quanti anni hai? 10. Quindi 7 anni che ormai sei sugli sci. Sì, però adesso ho un po' paura di sciare. Come mai? Non so perché, cioè, quando scio mi viene certe volte anche un po' il terrore. Perché vedi un po' gente spericolata in giro? No, sì, anche ogni tanto. E perché, cioè, non so perché certe volte ho paura di cadere nei precipizi e ho paura di morire. Forse per un po' dell'altezza degli sci, ma comunque io non vedo l'ora di entrare in pista perché è bellissimo. Ormai manca veramente pochissimo. Sì. Che specialità fai? Fai fondo? Fai le discese? Cosa fai? Proprio discesa, in velocità, sì. Tu quanti anni hai invece? 14. Arrivate tutti dalla provincia di Pordenone. Sì. Quindi diciamo abitando sotto le pendici del Piancavallo, Montecavallo, insomma di esperienza ne avete, signora? Beh, abbastanza, esatto, sono una decina d'anni che andiamo quasi tutte le stagioni e per fortuna poi c'è Promotour che fa questa, diciamo, opzione anche family e quindi è molto bello. Una buona sciata a tutti. Grazie mille, grazie. Da Moruzzo a Sella Nevea per questa prima giornata sulla neve e sugli sci, che sensazioni ci sono? Beh, emozionante perché è 2 anni che non sciamo, prima del Covid diciamo, quindi col Covid poi si è interrotto tutto, quindi l'8 dicembre era la prima giornata e abbiamo deciso di venire qui. State qua solo oggi oppure? Solo oggi, sì, facciamo intanto 4 orette di sciata e dopo con calma riprenderemo la stagione. Sci oppure snowboard o altre? Sì, metodo tradizionale, sì. E voi ragazzi che sensazione state provando? È figo, è bello sciare. Sei un appassionato? Sì, dai. Ogni anno quasi vieni, tranne il periodo della pandemia? Tranne il Covid, sì. Quanti anni hai? 12. E da quanto sci? Da 5 anni. E tu invece? Quanti anni hai? 10. E sci da quanto tempo? Da 5 anni come lui. 5 anni, quindi avete cominciato praticamente assieme. Che cosa stai provando adesso? Solo all'idea di mettersi gli scarponcini e mettersi sugli sci?
anch'io. Mi è caduta la scarpa. Per l'emozione gli è caduta anche la scarpa. Allora una buona sciata a tutti e che sia insomma l'inizio di una buona stagione. Sì, infatti, speriamo che poi vengano parecchi a sciare perché ritengo sia un bellissimo sport. E allora con gli amici di Moruzzo è davvero tutto, una buona sciata a tutti quelli che oggi qui a Sella Navea hanno cominciato questa stagione, a voi la linea. Andiamo a Udine, dove in piazza San Giacomo da oggi si respira la magia del Natale. Intere famiglie hanno preso d'assalto i giochi del Ludobus, ma soprattutto la casetta di Babbo Natale. È appena stata inaugurata la casetta di Babbo Natale qui in piazza San Giacomo e già cominciano ad arrivare i visitatori. I bimbi sono molto incuriositi dalla struttura, ma con noi c'è Emanuela di Arte Eventi del Comune di Udine, che organizza proprio, che si occupa dell'organizzazione degli eventi che si svolgono in questi giorni qui in piazza San Giacomo. Certamente, noi ringraziamo il Comune di Udine per questa opportunità che ci hanno dato e questa fiducia. La cooperativa Arte Eventi è lieta di accogliere tutti i bambini. Saremo qui da oggi fino alla giornata della vigilia, il 24. Vi aspettiamo con la nostra Elfa Giulia che accoglie tutti i bambini, le letterine dei bambini. Avremo anche dei laboratori al pomeriggio e anche l'arrivo di Babbo Natale. Mi raccomando, sabato 17, sia al mattino che al pomeriggio, avremo Babbo Natale che accoglierà i bambini sulla sua poltrona e magari esaudirà anche i loro desideri. Isotta di Arte Eventi si occupa di giochi perché nel frattempo è arrivato il Ludobus ed è anche cascata una bella muraglia appena realizzata con i Lego. Sì, è uno dei giochi preferiti dei bambini, quella di far crollare le torri. Il Ludobus è gestito dal Comune di Udine, che ringraziamo, ed è un furgone pieno di giochi che porta il gioco dove il gioco non c'è. Questa piazza, se passate in qualsiasi altra mattinata di domenica, non è così viva, non è così piena. E invece oggi, come potete vedere, ci sono un sacco di bambini, ma anche un sacco di grandi che inizieranno a giocare. E il gioco è uno strumento potentissimo, sia per il benessere delle persone che per l'apprendimento dei più piccoli. E poter portare il gioco dove il gioco di base non c'è è uno strumento fondamentale. E all'interno della casetta, qui in piazza San Giacomo, oltre all'Elfo, e in questo momento anche oltre a Camilla, troviamo Babbo Natale, anzi no, troviamo l'assessore ai grandi eventi del Comune di Udine, Maurizio Franz. Beh, soddisfazione vedere, no, come è stato recepito questo evento, perché appena inaugurato e già la piazza è gremita, si vedono famiglie, bambini con i genitori, stanno giocando tutti insieme, quindi soddisfazione. Sì, è una grande soddisfazione per la nostra amministrazione e devo ringraziare poi tutti quelli che hanno collaborato per l'organizzazione di questo evento, dall'Ufficio del Turismo ad Arte Eventi alla Filologica Friulana, per realizzare non solo la casetta ma soprattutto tutti i contenuti di questa importante manifestazione che, ricordo, parte oggi ma durerà fino alla vigilia di Natale, quindi fino al 24 di dicembre. Dalla Sicilia siamo arrivati per festeggiare l'Immacolata a Udine, in questa bellissima cittadina. Ora siamo tra i giochi natalizi con i bambini, è una festa anche delle famiglie. Sono qui con mio figlio e stiamo facendo questa attività natalizia, siamo molto contenti, quasi tutti, diciamo, di questa esperienza. E ringrazio il Comune di Udine di questa cosa che stiamo facendo. Il gioco è fondamentale proprio perché sviluppa le capacità creative, fa sì che i bambini poi prendano anche delle iniziative all'interno del gruppo, le capacità logiche, davvero fondamentale anche per gli adulti, perché bisogna giocare sempre, a tutte le età. Una città che gioca è una città che cresce. Bene, noi siamo in chiusura, ma vi ricordo alle 16:30 un nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio.